Buona giornata a tutti, siamo di nuovo qui per una nuova puntata della rubrica sull'ecologia, l'ambiente e il territorio. Io sono Alberta Bellussi e oggi ho ancora una volta il piacere di avere con me Enrica Padoan, che è una mia cara amica, che l'altra volta ci ha introdotti nei meandri del Feng Shui e oggi invece parleremo di un altro argomento interessante che credo faccia un po' parte del Feng Shui, che è lo space clearing. Che cos'è, Enrica, questo space clearing? Buongiorno a tutti, rieccomi qua. Lo space clearing, come dice un po' il nome, è una parte della disciplina del Feng Shui che insegna a creare spazio. In tanti sono convinti che significhi creare pulizia nello spazio, in realtà no, insegna a creare spazio attorno a sé perché, come abbiamo già detto la volta scorsa, è importante che le nostre abitazioni per sostenerci abbiano una buona qualità di C. Dove c'è troppo ingombro, troppe cose stagnanti, non abbiamo una buona qualità di C e quindi sulla ricerca di questo tipo di formazione va fatta un'analisi approfondita dello spazio cercando di allargarlo per rendere la qualità del C dell'abitazione elevato e quindi far star Quindi bene le persone che dove noi abitano abbiamo le dentro. cose ingombrate, l'energia si blocca in un Si certo blocca, senso. cioè non sono esattamente le cose ingombranti quanto il fatto delle cose inutilizzate. Le cose che rimangono lì inutilizzate creano una qualità di C scadente. Quindi dovremmo avere il coraggio di quei vestiti che proviamo, diciamo, magari l'anno prossimo, la spalla mi tornerà ad andare bene, il fianco. Dovremmo avere il coraggio di dare una via definitiva a quelle cose che accumuliamo dentro, oppure preferiamo comprare armadi per metterle via piuttosto che... C'è in realtà una tipologia di persone più di un'altra legata all'accumulo di queste cose oppure siamo un po' tutti così? Allora, ci sono persone che hanno delle vere e proprie patologie perché non riescono proprio a liberarsi di nulla, ma in realtà un po' tutti tendiamo a far fatica a trovare un sistema che ci permetta di eliminare il superfluo che abbiamo in casa. La cosa divertente è quando tengo dei piccoli seminari così con le persone, sentire i feedback. Ad esempio, è rimasta storica una ragazza che dopo un seminario è andata a casa e ha trovato che aveva collezionato ben 11 scolapasta. E quindi Non lo sapeva nemmeno di non avere. sapeva ovviamente di averli. Questo è significativo del fatto che ci contorniamo di tante cose che non ci servono, che sono doppie, che sono triple o addirittura 11 scolapasta e non li usiamo. Allora questa cosa di tenere ferme le cose genera appunto questa qualità Una di C sorta di scadente. Di stagnazione. stagnazione, è esattamente una stagnazione quello che avviene nell'abitazione. Ma nei vari corsi che tu fai, ritieni che ci siano delle tipologie sempre più di persone sempre più legate al tenere le cose, magari anche legate al fatto che la crisi dice, oh, ti fa dire magari le tengo perché mi servono in futuro, oppure in realtà le persone si liberano facilmente di questo? No, le persone tendenzialmente tutte hanno una grossa difficoltà a lasciare andare gli oggetti, le cose che non servono, che hanno doppie. La prima cosa è il fatto che non hanno neanche consapevolezza di quante cose hanno in casa. La seconda cosa è proprio, come dici tu, questa difficoltà a capire cosa ti occorre ancora e cosa invece sei disposto a lasciare andare. Lo space clearing insegna proprio un metodo preciso, uno per individuare le aree di costipazione, due per liberarsene senza fare degli errori, perché uno degli alibi più grossi che usiamo verso noi stessi per non eliminare le cose che abbiamo in eccesso è quella di dire potrebbe ancora servirmi in futuro. Ma quindi quando tu tieni questi corsi dai, non so, dai delle indicazioni, da dove si parte? Si parte, si fa una mente locale della casa
è un'auto, No, no? assolutamente. Ci sono È delle proprio regole non- ben Ci precise. sono delle regole ben precise. La prima cosa è prendere un diario, un quadernetto e fare il giro di casa e controllare le cose che uno ha in giro. Io faccio sempre una similitudine. Le case i morosi, no? La casa nuova genera emozioni, la guardi continuamente, La compri il vaso curi, la nuovi, coccoli. Dopo un po' di anni hai il soprammobile messo in quell'angolo lì e se fai il giro col tuo diarietto magari scopri che quel soprammobile lì, in quell'angolo lì, non ti piace più. Ma siccome sei talmente abituato a vederlo lì, non ti rendi neanche conto di questa, non hai neanche il senso della realtà di quello che hai dentro casa e quindi perdi un po' il polso della Però a volte, non so, situazione. almeno capita a me che se apri un posto, insomma, apri le ante dell'armadio e dici, mamma mia, qua devo prendere per mano tutto. Forse è Sì. meglio andare per gradi, non so, partire dal Sì, comodino. sì, lo space clearing insegna proprio questo, insegna a suddividere in piccole aree tutto quello che è da fare. Praticamente dopo aver fatto il giro di casa con questo diarietto si ha un po' il senso delle cose da poter fare per liberare, liberare i luoghi e si suddivide il lavoro in vari step. Naturalmente le cose più Anche ingombranti, perché è più un lavoro anche impegnative, psicologico, è soprattutto un lavoro di psicologico. notevole peso È psicologico. soprattutto un lavoro psicologico. Addirittura Alberta, quando io ho fatto i seminari di Space Clearing a Roma, ai seminari c'erano più psicologi che redattori o architetti. Ah, Questa sì? la dice lunga. Perché ci sono ultimamente, non so, in alcuni canali fanno anche vedere queste trasmissioni delle persone che riempiono la casa, che non ci cambiano quasi neanche, magari quello è un po' Sì, quella è l'eccesso. patologia. Sì. Però se noi pensiamo a tutte le cose che teniamo dentro per gli armadi, immagino che tutti quanti avete sicuramente tantissimi abiti. Ed è vero comunque la cosa che se tu apri le ante di un armadio che hai costipato, anche mentalmente ti senti pesante, cioè ti dico, non ti È proprio senti questo. libero come magari quando hai tutti i vestiti belli appesi, ma che fluisce spazio tra di loro. È proprio questo e non solo, cioè dovremmo prendere anche la buona abitudine di acquistare cose nuove quando siamo disposti a lasciarne Brava. andare qualcuna delle vecchie. Il consiglio dello space clearing è non buttar via tutto, tenere delle cose che ricordano però dei momenti piacevoli, delle situazioni piacevoli e tenere qualcosa che rappresenti la vita che scorre, cioè l'abito dei tuoi 18 anni, magari che ti ricorda appunto le feste con gli amici eccetera, puoi anche tenerne uno, non un armadio intero però, e è invece quello che accade normalmente, si fa moltissima fatica a lasciare andare le cose, Che è una anche sorta di di abbigliamento. ancorarsi al passato, no? Sì, sì, questa cosa di dire ma mi tornerà a andare bene, ma è un buon tessuto. Ma anche proprio credo a livello psicologico di legarsi a ricordi e di magari restare stagnati su questi, a volte magari il ricordo è anche bello se ti liberi di tutto. La faccenda dello space clearing è proprio questa, che insegna a lasciare andare le cose vecchie in modo che si possano creare delle buone opportunità per il futuro. Tant'è vero, cara Alberta, che nello studio dello space clearing si va a dare proprio anche una funzione agli vari ambiti della casa. Ad esempio, chi ha la tendenza ad accumulare troppe cose nei garage, nei seminterrati, probabilmente resterà un po' più legato al passato e avrà più Di solito difficoltà. garage e soffitta sono i posti. Ecco, che la riempi. soffitta ad esempio ti blocca le possibilità future di nuove Perché ti mette un esperienze cappello. e questa è una bella responsabilità nei confronti ad esempio delle persone che sono genitori, perché ricordiamoci che la casa la viviamo in tutti, quindi questa cosa non ha valenza solo per le persone adulte. Una casa in cui la soffitta è costipata crea difficoltà di nuove opportunità anche per la crescita dei figli.
quindi è una bella responsabilità mettere via cose. Quindi soffitta e garage diventano due elementi che comunque danno un equilibrio anche a tutta l'energia della casa. Insomma. Tutti gli ambiti, poi in realtà sempre per fare un'analisi, lo space clearing è legato agli 8 ambiti principali della vita. Chi non ha un garage, una soffitta, ovviamente ha comunque un'abitazione che è un corpo casa, come abbiamo già detto quando abbiamo parlato di space clearing, di feng shui, sì. E questo corpo casa, io mi sono portata anche un disegnetto che farei vedere, viene suddiviso in 8 settori, che sono questi settori qui. Sono settori di 45 gradi, sono orientati magneticamente, naturalmente nord a nord, sud a sud, e ognuno di questi ha un ambito della propria vita. Se ho difficoltà col lavoro, andrò a vedere a nord che cosa ho costipato e magari provo a muovere fuori qualcosa lì. E vi garantisco che molto spesso accadono miracoli. Cioè, io ho visto un ragazzo che non trovava lavoro da 2 anni, aver fatto questa cosa qua e trovare lavoro dopo 2 mesi, quindi capite bene che funziona. Funziona. Questo naturalmente anche per tutti gli altri ambiti della vita, cioè anche se c'è qualcosa che quindi senti che in quel momento... quella è la mappa della casa e la si suddivide in 45 gradi. 45 gradi, ognuno di questi ha una valenza. A nord troviamo la carriera, lo rifaccio vedere, a nord-ovest abbiamo i rapporti sociali, ad ovest progetti o giochi e figli, a sud-ovest il matrimonio, a sud la fama, a sud-est la ricchezza, ad est la famiglia, a nord-est la conoscenza. Se uno di questi ambiti di casa vostra, oppure se state vivendo un momento della vostra vita in cui uno di questi aspetti è un attimino in difficoltà, andrei a vedere cosa ho accumulato in quel posto lì e proverei a muovere l'energia liberando lo spazio. Benissimo, grazie. E ci sono delle domande che aiutano il percorso per iniziare questa pulizia, tra virgolette, dei nostri spazi? Ci sono delle domande che aiutano più di altre oppure ognuno si fa le... No. Sì, c'è un percorso guidato. C'è un percorso guidato. Intanto io consiglio di preparare 5 contenitori. Uno è per le cose rotte, uno è per le cose che sono fuori posto, una per le cose da regalare, uno per le cose da far aggiustare e poi c'è il famoso contenitore jolly, che è quello salvavita, il famoso discorso che dicevamo prima, Alberta, potrebbe tornarmi utile, no? In quel contenitore lì metterò tutte quelle cose che penso potrebbero tornarmi utili e che non ho coraggio subito di liberarmi. Che la prossima volta che pulisco... Però, no, attenzione, il trucco è che non c'è più scampo, perché una volta che si sono messe le cose in quel contenitore del potrebbe tornarmi utile, se non lo vado a cercare quella cosa lì nei prossimi 6 mesi, non lo aprirò mai più e lo faccio sparire da casa. Poi diventa quello delle cose da eliminare. La volta successiva. Esattamente, perché scopriremo che non ci serviva proprio e quindi cercheremo di eliminare. Per fare un buon lavoro, naturalmente, ogni volta che si prende 5 contenitori, questo è il primo passo. Sì. Primo passo è il diario, perché credetemi, senza rendersi conto di dove si è non si procede. No, è vero, comunque avere anch'io vedo, magari forse con l'età, che scrivendo, avendo visivamente l'idea di quello che devo fare, degli step, si prende consapevolezza, certo. E quando tu lo spunti sei felice. Bravissima, è proprio così. Hai raggiunto l'obiettivo. Secondo step è preparare questi 5 contenitori, sacchi, scatole, quello che volete. Il terzo step è iniziare da piccoli angoli, tirando fuori tutto e quando si ha in mano un oggetto prendere subito la decisione. È una cosa che rimane o è una cosa che va? Non lasciarla in stand-by. Subito. E qual è il ragionamento da fare? Si tiene se è ancora utile.
se non ne abbiamo di doppi che ci servono, che ci piacciono di più. I 10 scolapasta. E i 10 basta uno, ne basta uno. L'altra cosa è che deve generare un sentimento positivo. Se una cosa mi ricorda un momento piacevole, una persona piacevole, eccetera, la tengo. Se magari soprattutto per le cose regalate appartengono magari a relazioni passate, eccetera, regaliamola, vendiamola, adesso c'è tutto quel fermento di mercatini, di cose che ci permette anche di poter raccontare di quello che faremo a breve anche noi. Sì. E quindi tutto questo è molto molto importante focalizzarsi su questo aspetto qua del cercare di togliere più possibile le cose che non si utilizzano più. In merito a questo, proprio con Alberta, vuoi introdurre tu l'argomento? Magari alla prossima puntata ve ne parleremo in modo più dettagliato. Io con Enrica e con un gruppo di ragazze è il secondo anno che proponiamo proprio un mercatino dell'usato, dello scambio, del baratto, di quegli oggetti che abbiamo messo nel contenitore delle cose da liberarci. Quindi noi diamo l'opportunità in Borgo Malanotte a Tezze di Piave il 25 aprile di poter avere un banchetto nel quale vendere, regalare, scambiare vestiti, ma anche oggetti che non ci servono più e che magari a casa di un'altra persona possono avere una nuova vita perché ripartono comunque da zero, no? Sì, allora è un'iniziativa bellissima, l'anno scorso ci siamo divertiti davvero tanto. Vi invito anche, io sarò presente tutta la giornata, se avete voglia di venire lì con delle domande eccetera, nel pomeriggio ci sarà anche un breve seminario proprio legato a questa disciplina. Però se avete voglia di venire lì a salutarci con le vostre domande, con la piantina di casa, eccetera, io mi rendo disponibile naturalmente anche a incontrarvi in modo piacevole. Grazie Enrica, credo che questa sia stata una puntata interessante. Da Alberta Bellussi, da Enrica Padoan, un saluto e a presto. Buona giornata a tutti. Grazie, arrivederci.